e io credo che il mio mondo, quello normale della produzione agraria, si trovi molto impreparato per questa evoluzione che tutti assistite, che non vuol dire OGM a carattere generale, però vuol dire anche magari, abbiamo visto delle prove in giro dove una pianta, fate conto adesso, faccio un esempio banale del mondo, cioè un'insalata mediamente viene trapiantata e in 30 giorni dà la produzione, ma se fai 400 quintali per ettaro di prodotto vendibile, fate conto che per ogni chilo di quel prodotto servono dai 70 agli 80, anche 100 litri di acqua per fare un chilo di prodotto. Quindi pensate quante cose si possono fare solo riducendo, per esempio, su una varietà, sto parlando che ci sia una falda anche piuttosto alta, vicino a un fiume, vicino a un corso d'acqua. Quindi quando parliamo di certi contesti, di certe situazioni che diamo per scontato che ci siano sempre, quando mancano ce ne accorgiamo ed è una cosa che vi posso garantire che non è di poco conto. Ecco allora che è un impegno che noi mettiamo a disposizione come FEPA, e qui vado alla conclusione, per trovare insieme anche delle collaborazioni che possono sviluppare e integrare, magari se c'è qualche conoscenza che manca. E nella nostra volontà è quella di contribuire proprio a questo scopo. Perché la chiudo in questa maniera? Siamo convinti che l'attività quotidiana dei professionisti con varie competenze e esperienze possa contribuire a ideare una più data crescita del territorio e attività che sono presenti in questo tipo di interesse economico. Dobbiamo ovviamente, ognuno nel proprio ruolo, contribuire a una crescita che possa essere reale, concreta e che possa anche sviluppare poi le attività di questo territorio, nei nostri territori. Ripeto, il Veneto merita questo, insomma, anche perché stiamo girando un po' vari areali del mondo, credo che il Veneto non ha niente da invidiare a nessuno. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio della vostra presenza e adesso entriamo più sui lavori, quindi buon convegno, buona continuazione.